Inaugurata a Panarella la mostra La spiritualità nell'arte, rassegna d'arte sacra contemporanea che si tiene nel salone del locale Circolo Noi a Panarella. La mostra è promossa ed organizzata dall'Associazione Culturale Artisti del Delta in collaborazione col comitato organizzatore per i festeggiamenti della Madonna di San Juan de los Lagos e può contare sulla presenza di 22 artisti, alcuni dei quali di fama internazionale, e rimarrà aperta fino al 27 giugno. Presentazione anche da parte del professor Paolo Rigoni del volume, edito per l'occasione Dal Messico al Polesine, sulle strade del culto mariano, un libro che ripercorre la storia della madresita di San Juan de los Lagos e del suo arrivo dal Messico a Ca Cornera per giungere infine a Panarella. Saluto naturalmente il sindaco di Papozze, Pierluigi Mosca, grazie di essere intervenuto, il presidente del Parco Delta Po e anche sindaco Luigi Moreno Gasparini, mi scusi, il vice sindaco di Portoviro Doriano Mancin, e mi presento. Io sono, per chi non mi conosce, Gabriella Burgato Duma, questo non lo leggo, artisti del Delta di Portoviro, che è operativa già dal 2005. È iniziata con un piccolo gruppo di amici, ci siamo trovati, abbiamo organizzato con l'aiuto naturalmente dell'allora sindaco Geremia Gennari e vice sindaco Doriano Mancin, che si sono alternati, ci sono sempre stati vicinissimi. Abbiamo cominciato ad esporre in moltissime città italiane, ne dico qualcuna, giusto dovessi dirle tutte, domani siamo ancora qua. Abbiamo esposto alla Biennale di Verona, alla Biennale di Venezia, abbiamo esposto all'Ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede a Roma e in moltissime altre città italiane. Poi ci siamo spostati anche all'estero, abbiamo esposto a Barcellona, ad Atene, siamo stati in Grecia, siamo stati al Carrousel du Louvre a Parigi, siamo stati addirittura a Wuxi in Cina. E fra poco andremo anche in Messico, perché mi pare giusto. A nome di tutta la comunità di Papozze vi porgo i saluti di benvenuto qui a Panarella. Piano piano si sta avvicinando il giorno 24 e i passi però che si stanno facendo sono molto importanti. Questo è uno di quei passi. È una mostra di arte sacra fatta da degli artisti di qualità, perché molti di voi vi conosco e siete persone di qualità, artisti di qualità. Qui a Papozze, qui a Panarella è la benvenuta. Veramente sono certo che avremo disposizione per alcuni giorni. Quando è che termina? Noi la faremo fino al 27, sarà aperta, lo dico, sì. Magari mi sentite lo stesso, ho dimenticato di dire che sarà aperta tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica, dalle ore 15:30 alle 19, e questo fino al 27 di giugno. Sì, importante questo dirlo, è importante che tutti voi, con i vostri amici, conoscenti, il 24 che Chinato si avvicina, sono sicuro che sarà una bellissima festa, come abbiamo detto l'altra volta, una festa sì, religiosa, ma anche un'altra festa di tutto il popolo del Delta e non solo del Delta. Mi auguro che ci sia gente, perché gli sforzi che avete fatto sono tanti. Le parole del sindaco intanto sono state un po' quello che è la base, ecco, di quello che ci accomuna, della voglia di emergere, di vedere, di fare, e anche attraverso la spiritualità quello che può essere un percorso anche di visitazione. L'abbiamo detto più volte, abbiamo detto che è un momento che può essere, e parlo da cittadino perché passo la parola al Presidente del Parco, benissimo, ma io sono un cittadino polesano, sono un cittadino del Delta del Po, sono un cittadino dei comuni del Delta del Po, quindi il nostro credo è prima di tutto delle persone, di quello che abbiamo in testa, di quello che vogliamo e di quello che possiamo fare per il nostro bel territorio. Questo evento qua, una mostra di arte sacra, artisti di qualità, una presentazione di un libro, sono ingredienti che possono fare quello che abbiamo detto più volte, sono comunque prodotti, chiamiamolo così, di strumenti che possono fare la promozione di questo Delta, la promozione di questo territorio, perché l'evento mariano del 24, ma tutto quello che state preparando per arrivare a quell'appuntamento lì, per arrivare che poi dopo quell'appuntamento lì non è senz'altro un arrivo, ma è un punto di partenza diverso. Che dire, io
gioco quasi in casa, no? Gabriele, abbiamo fondato questa associazione di artisti del Delta che sta esportando, come diceva il Presidente del Parco, non solo l'arte per se stessa, ma sta esportando un territorio e il territorio ha bisogno di crescere. Colgo l'occasione per dire che siamo in due di Portoviejo, perché siamo avvicendati sindaco e vice sindaco. Questo tipo di eventi, di manifestazioni, di associazioni le abbiamo sempre promosse. Non c'è stato mai un no a qualcuno che ci chiedeva di fare un evento di questo tipo. Per la sede che è proprio in Piazza della Repubblica, la sede più importante è la loro. E quindi noi ne siamo veramente felici e ringrazio proprio Gabriela, ma non solo la Gabriela, perché sono più di 30 gli artisti che collaborano e non sono tutti di Portoviejo, quindi questo vuol dire che siamo in un parco, siamo in un ambiente che si allarga, no? Ma non dobbiamo dimenticare l'opera di Venerino e di sua moglie Mendina, perché se siamo qua, certo Don Massimo, certo Checchinato, certo tutto il resto, ma la Mendina, la signora e Venerino sono da menzionare e da rendere, come dire, da rendere i ringraziamenti come primi. Adesso inaugureremo questa mostra, la spiritualità nell'arte. Sapete bene che una volta la gente non leggeva neanche la Bibbia, allora c'erano dei pittori che facevano dei disegni sulla Bibbia, quindi i primi catechisti, i primi maestri dell'annuncio sono i pittori, perché nessuno sapeva leggere un paese, forse solo il rabbino, forse qualche altra persona, però i primi catechisti, i primi annunciatori della Bibbia, del Vangelo, sono i pittori. Adesso dentro la saletta là ci saranno una trentina di quadri, ecco, che ci parlano delle radici della nostra fede.